mandiamo le tasse a Roma. Il governatore Luca Zaia è fermamente contrario alla destinazione agli immigrati dell'8 per 1000 che i cittadini decidono di assegnare allo Stato. Parte del gettito 2014 è stata infatti dedicata a finanziare i costi di vitto e alloggio dei rifugiati. Tra le finalità possibili, sostiene il governatore, ce ne sono di ben più urgenti che non usare quei soldi per pagare i costi dell'immigrazione e coprire così il totale fallimento del governo. Il buonsenso dice che gli italiani e i veneti hanno ben altre necessità e hanno diritto di vedere usato ogni euro per rispondere prima di tutto a queste. L'unico modo per averne certezza, argomenta il governatore, è la regionalizzazione di questo fondo. Di certo in Veneto sapremo utilizzarli meglio, dandone conto euro per euro alla gente, come abbiamo dimostrato ad esempio nell'alluvione del 2010. Tanto per non andare troppo lontano nel tempo, ricorda poi Zaia, per la tromba d'aria che ha devastato la riviera del Brenta sono arrivati da Roma pochi spiccioli, 150 milioni sono stati promessi ma non un euro è ancora arrivato per la frana del Cadore, zero anche per la tromba di mare che ha distrutto spiagge, infrastrutture e coltivazioni a Chioggia. Queste, sostiene, sono le destinazioni dell'8 per 1000 che lo Stato ha l'obbligo di considerare se vuole pensare davvero ai suoi cittadini invece che ai problemi suoi come sta facendo pressoché esclusivamente. Così non va bene, conclude, chiederò formalmente che questo tributo venga regionalizzato per essere davvero usato a favore della gente che paga le tasse.